Tutte le fasi della violenta rapina dello scorso 13 ottobre alla gioielleria Canova di Dolo riprese dalle telecamere a circuito chiuso del sistema di sorveglianza. Ecco i malviventi colpire la proprietaria, estrarre la pistola e poi mettere a soqquadro il negozio per impadronirsi dei preziosi, dopo aver immobilizzato la donna e un anziano cliente con delle fascette da elettricista intorno a mani e piedi. Ora quei due banditi hanno un nome, sono Francesco Andriola di 39 anni e Ugo Ugolini di 32. I carabinieri del nucleo investigativo di Venezia li hanno arrestati in mattinata insieme ad altri due complici tra le province di Brindisi e Lecce. I quattro, tutti brindisini e pluripregiudicati, sono stati individuati grazie all'aiuto di due ragazzi di appena 16 anni, i primi ad accorrere sul luogo della rapina attirati dalle urla di un passante. Nonostante le minacce dei delinquenti, hanno avvisato i carabinieri telefonando al 112 e si sono poi lanciati all'inseguimento lungo un vicolo, arrivando quasi a raggiungere i banditi. A quel punto uno dei due si è girato puntando loro in faccia una pistola e gli adolescenti sono tornati indietro. Non prima però di aver visto salire i due su una Punto Blu e averne informato il maresciallo, che si era a sua volta gettato all'inseguimento sulla bicicletta prestata da un passante. Il militare è riuscito a leggere parte della targa dell'auto, poi ricostruita interamente grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. Da lì sono partite le indagini che hanno portato a individuare e arrestare i quattro rapinatori. Il comandante provinciale dell'Arma, Claudio Lunardo, ha segnalato i due ragazzi al prefetto per un attestato di benemerenza. In tempi in cui gli adolescenti finiscono sulle cronache soprattutto per episodi di bullismo, riflette, è bello poter raccontare della generosità, del coraggio e del senso della legalità di questi giovani. Evidentemente questi sono i valori dei ragazzi della nostra terra, sono i valori sicuramente di due ragazzi che a 16 anni hanno dimostrato veramente di avere sangue freddo e soprattutto un grande senso di giustizia, perché potevano anche loro scappare come hanno fatto altri, invece loro sono stati veramente determinati, hanno inseguito addirittura i rapinatori e quindi ci hanno messo nelle condizioni poi di proseguire e portare a termine questa indagine.